Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati nell'appuntamento del giorno. Io sono Maria, pronta ad accompagnarvi anche oggi con tutte le novità. E allora partiamo subito perché si inizia come sempre alla grande con i nostri amici dell'Ariete. L'amore non è il primo dei vostri pensieri in questo martedì. Oggi siete alle prese con conti e bilanci, ma la stabilità non è solo quella finanziaria, pensateci su. Giornata alla ricerca della sicurezza sia economica sia personale, indispensabile per ogni iniziativa. Toro, voi avete in mente una persona lontana, vi scrivete sempre più spesso, ma stavolta sarete più espliciti, svelando i vostri sentimenti in tutta la loro pienezza. Non è escluso che l'altro o l'altra colga finalmente la palla al balzo per rilanciare o declinare con altrettanta schiettezza. Siete pronti? Gemelli, amici, le stelle oggi non vi fanno per nulla buon gioco, attenti. La mente è confusa da troppi stimoli, come un puzzle insensato che non riuscite a mettere insieme, proprio un caos. Nulla di fatto per i cuori solitari in più, rimanete in compagnia dei vostri sogni bellissimi ma inconsistenti. Cancro, siamo da voi, si rafforza il rapporto con una persona che vi fa sentire liberi di esprimervi, condividendo con lui o lei emozioni e sensazioni. Un ottimo inizio, quindi. Il sesto senso, in più unito a una buona capacità organizzativa, vi permetterà di centrare gli obiettivi. Per gli amici del Leone, giornata martedì bersagliati dal fuoco incrociato di Luna e Urano da una parte, Sole e Mercurio dall'altra, quindi non manca più nessuno. Vi sentite messi all'angolo e reagite con insofferenza, per lo più. Un rapporto di lavoro comincia a starvi anche un po' stretto, avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità. I nati sotto la Vergine oggi invece porteranno avanti gli impegni senza fretta, vi concentrerete per cercare le soluzioni migliori e ci arriverete naturalmente. Prendete parte poi a un'iniziativa culturale, ricevere il plauso di chi può contribuire alla vostra crescita professionale sarà il vostro principale obiettivo. Bilancia, per voi c'è tensione, vi lavora dentro, anche se dall'esterno non trapela nulla, tranquilli. Tutta colpa della coppia Luna-Urano in ottava casa, quella dell'inconscio, che sappiamo sempre molto misterioso. Acquisti in libreria per voi oggi, alla ricerca di argomenti un po' insoliti, almeno per come siete fatti solitamente, trattati psicologici quindi o saggi esoterici. Scorpione, lo sentite anche voi, urge un colloquio chiarificatore con un socio in affari se si entra in competizione anziché collaborare, infatti il vostro progetto ha i giorni contati, non è questo quello che vogliamo. Spirito di innovazione sì, ma occorre anche dall'altra parte avere ben chiara la strategia e seguire un metodo, organizzazione, rispettate le procedure. Sagittario, amici, occhio puntato su lavoro e benessere in questa prima parte della settimana. Così piace al duo Luna-Urano in transito nella vostra sesta casa. Nel mirino anche ambiente ed ecologia. Avete fatto centro, bene le attività in proprio. Siete pienamente soddisfatti dell'effetto ottenuto dalla pubblicità. Continuate così. Figli disobbedienti invece per i nostri Capricorno, dalla cerchia delle vostre frequentazioni piovono consigli, come sempre in questi casi, come se tutti gli altri, quelli intorno a voi, avessero educato dei campioni di diligenza, ma hanno tutti qualcosa da dirvi, ma tranquilli, con un po' di pazienza anche i vostri pulcini la smetteranno di arruffare le penne. Lavorateci su, ma con calma e con il vostro metodo. Per i nostri acquari oggi voglia di far nulla in questo martedì mista paradossalmente anche a una strana agitazione. Questo bel mix che vi accompagna oggi vi impedisce anche di applicarvi seriamente e costruttivamente a qualsiasi cosa, quindi oggi proprio il massimo. Anche nello studio, nel lavoro non riuscite a concentrarvi a mantenere l'attenzione per più di 5 minuti. Molto molto bene oggi, tanto da passare velocemente ai nostri amici dei pesci che vanno a chiudere il cerchio. Centrare l'obiettivo oggi non vi costerà invece a voi troppa fatica, soprattutto se metterete in gioco le vostre doti naturali, intuito, creatività e fantasia. Oggi andate al massimo, sostenuti da un insolito senso pratico, riuscirete a portare a termine in tempo utile tutti i vostri impegni, anche con un pizzico di soddisfazione e felicità. È tutto quindi anche per oggi dall'oroscopo con Radio.0, grazie per essere stati con noi, ci risentiamo domani mattina. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio